domani col dopo di noi. Noi diamo sempre per scontato che i servizi siano in qualche modo dovuti e ci spettino, ma qual è la marcia da invertire? Ma allora, in Italia partiamo da un contesto che è un contesto primario, l'universalità della cura, e credo che questa sia una considerazione che abbiamo vista in altre parti del mondo, anche di stati avanzatissimi, dove questo non lo è, cosa significa. Quindi qui in Italia, partendo da questo presupposto, oggi più che mai dobbiamo capire come riprogrammare il Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza, come voi sapete, l'aspetto è poi dato alle regioni nella loro programmazione territoriale. Ecco, rivedere proprio per capire cosa è cambiato nella nostra società, quali sono le nuove esigenze, quali sono i percorsi da seguire. Dobbiamo ridare alle nuove generazioni, alle nuove famiglie, ai nuovi giovani la possibilità di capire l'importanza di avere un figlio, cosa significa anche da un punto di vista personale, di amore, di cuore, di tutto quello che ne consegue, ma anche e soprattutto per una società che oggi sta sempre più invecchiando, con una serie di esigenze completamente diverse come rispetto a qualche decennio fa, e quindi dobbiamo ripensare a un servizio, se mi passate i termini, sociale, sociosanitario e sanitario, che significa presa in carico della persona in tutte le sue fasi di percorso di vita, per riprogrammare proprio i percorsi che ognuno di noi ha da qua al prossimo futuro. E credo che la grande scommessa sia questa, scommessa difficilissima, perché oltre a questo dobbiamo ripensare al lavoro e alla previdenza, che è un altro dei grandi temi che si innesta chiaramente con la salute e soprattutto con un'età che avanza sempre di più.